Ed è un Friuli Doc anche all'insegna del divertimento, grazie al contributo di Arlef e a Frickoman, l'esclusiva versione in marilenghe di Pac-Man che è stata presentata nell'ambito della rassegna enogastronomica. Questo gioco è un pretesto per poter rivivere un videogioco d'epoca attualizzandolo in lingua friulana, anche perché è stato fatto un lavoro di filologia nell'andare a modificare sia la circuiteria dietro, che sono vecchi circuiti dell'epoca, che anche tutta la parte di codice, che è il codice originale degli anni '80 disassemblato per l'occasione. C'è frac e tac quando tu inizi il gioco, premi il pulsante e il gioco inizia. Frico One e Svelte, tu has dirsi più veloce dei fantasmins. Fantasmini che si chiamano giustamente Vidiuzedon, Bepi Kudumar, Catine Petece e Menigneur. Il sito è Gitti ed è un sito adatto ai bambini, tra l'altro è una connessione sicura che può essere affidata anche in autonomia a qualsiasi bambino. All'interno di Gitti si possono trovare diversi cartoni animati ma anche filmati che possono essere adatti appunto alla prima infanzia. E Frickoman è un aspetto che può complementare questi contenuti e soprattutto può avere la capacità di promuovere la lingua friulana in queste nuove generazioni.